In verità questo edificio non è proprio il più fico, perché qui a Zurigo sono divisi in tanti edifici sparsi per la città e questo è il più vecchio forse, ci sono quelli nuovi che hanno fatto praticamente dentro la stazione Zurigo, ha buttato giù e ricostruito tutto e metà di quei palazzi sono Google e lì sono veramente fighi, hanno tutto nuovo, hanno le amache, non è che qua mi posso lamentare perché stavo pensando, non è che questo è un modo per triccarmi nel registrare, poi vabbè, no, niente. Tra l'altro ti sento proprio nerd come ti ricordavo. Cioè, vedo che anzi, forse sei anche peggiorato in tutto ciò. Ti vedo che sei bello carico dal punto di vista tecnologico. Solito, dai, mi diverto, leggo, mi tengo informato, allora, sul tenersi informato, il tenersi attivo, il tenersi al passo coi tempi, ho un problema con i social, visto che prima mi hai chiesto, proprio ieri sera sono andato un po' in para perché ho uno dei miei colleghi qui, che tra l'altro è giovanissimo, ha 20 anni, si sta creando questa gap generazionale con lui. Mi manda i video su TikTok, mi manda il link di TikTok e io non ce l'ho TikTok. E allora ieri sera ho fatto un pensiero, ma cazzo, sono come quando io ero giovane e avevo, non lo so, Facebook o Instagram e i trentenni che io ne avevo 20 mi dicevano, ma io non ce l'ho questo. E gli dicevo, fatelo, no, sono vecchio, non voglio farmelo. Adesso io non voglio farmi TikTok da un lato, però dall'altro lato dico, ma devo stare al passo coi tempi, devo restare giovane. Mi chiedo sempre dove sia l'equilibrio del come restare al passo coi tempi. Sì, sai cosa? È brutto crescere. Diciamo che tipo cresciamo tutti pian piano. E comunque il passo secondo me ce l'avrai quando ti siedi e fai opla. Quello è proprio il passo tipo di noi. Io ti ringrazio chiaramente in anticipo del tempo che hai voluto dedicare insomma a questo piccolo spazio di intervista. Mi fa super piacere anche perché da un bel po' che non ci sentivamo, quindi unirò utile e dilettevole, quindi mi fa super piacere in questo momento sentirti, perché da 2 anni che mi sa che non ci vediamo, forse 3, no, prima del coronavirus. Da Monaco forse. Da Monaco, che era il 2019 o 18? Ti direi 19, sì, perché io me ne sono andato nel 2018. E comunque no, in verità grazie a te perché mi hai invitato come uno, insomma, i tuoi ospiti sono gente di un certo calibro, io sono l'ultimo stronzo qui che ti conosco praticamente solo per fortuna perché abbiamo avuto un passato, abbiamo lavorato insieme, è solo un caso, essenzialmente solo qui a Google ci sono 5.000 impiegati Google, quindi potresti aver preso qualsiasi di questi 5.000 e quindi sono onorato che tu abbia considerato me tutto sommato e fortunato, mi ritengo molto fortunato, ecco. Sei sempre super modestissimo, infatti questa è una caratteristica che secondo me ti sei portato sempre dietro. Mi fai un po' di riassunto, quindi io so un pochino il tuo trascorso, però proviamo a fare tipo, diciamo, piccole milestone di quello che hai fatto. Cioè, adesso te mi stai dicendo che mi stai chiamando a Zurigo perché hai iniziato a lavorare in Google da qualche mese, ma andando a ritroso mi fai un attimo di, come dire, timeline un pochino dei tuoi ultimi anni principalmente. Prima di questa cosa volevo dirti, visto che hai parlato un po' dell'umiltà, eccetera, secondo me è più una questione di gratitudine. Mi sono ritrovato a, come dire, valutare un pochino cosa mi ha permesso di essere qui e penso sia importante dare, come dire, peso e rendersi conto che, soprattutto nel mio caso, sono stato particolarmente privilegiato e rendersi conto di questa cosa che non è negativa, anzi la trovo molto positiva, però essere grati del privilegio, non lo so, di andare a scuola, dell'università, del supporto degli amici e parenti, mia mamma, mio papà, mia sorella, non ne stiamo a parlare, e quindi è più una questione di gratitudine più che umiltà, secondo me, quindi mi piace rendermi conto, pensare, ok, sono stato fortunato, ho avuto queste cose che magari altri non hanno. Tornando alla storia, se dovessi proprio partire alle origini ho un ricordo assoluto di me da bambino, sai quando hai quei ricordi che sono come dei flash quando sei troppo giovane per ricordare, e sono io che sto lavorando su una tavoletta di legno per ore e ore a avvitare e svitare con un cacciavite una vite, e è l'unica cosa che faccio e questo è l'unica cosa che ricordo. Avrò avuto, non so, 2-3 anni e io mi divertivo tantissimo con questa cosa e te la racconto perché essenzialmente questo è legato all'ambiente in cui sono cresciuto. Mio papà e mio zio sono sempre stati molto, molto curiosi, molto attivi, facevano elettronica, elettricismo, aggiustavano, rompevano, sistemavano a casa. Non abbiamo mai avuto bisogno di un elettricista, di un idraulico, di un meccanico, perché loro erano sempre molto curiosi e quindi questa cosa mi ha, secondo me, trasferito la curiosità del capire come funzionano le cose. Per me è molto importante
capire come funzionano all'interno le cose, ma capirlo da solo. Spesso, certe volte mi è capitato di rompere elettrodomestici perché volevo aprirli col cacciavite letteralmente per vedere cosa c'era dentro, per capire come funzionassero, e ancora meglio, ancora di più, secondo me, ho sempre fatto questa cosa quasi inconsciamente del reverse engineering, cioè capire come funzionano le cose senza avere le istruzioni, senza leggere la documentazione. Per me è sempre stata una cosa molto presente, ti direi, anche quando i Lego, per esempio, anche i Lego sono stati il gioco più bello della mia infanzia, non seguivo mai le istruzioni, io guardavo l'immagine e mi immaginavo come ci sarei arrivato, lo facevo un pochino a caso, magari avanzavano pezzi, non era però per me era più divertente quella parte creativa, la parte di immaginazione. Già da bambino avevo questa curiosità in generale per le cose, ovviamente poi quando sono arrivato, ti direi verso le medie, giù di là, cominciava comunque ad esserci già i computer, l'internet già di più. Mi ricordo un giorno mio papà è arrivato a casa col computer e la prima cosa che ho fatto è stato giocare a Paint tutto il giorno, non so se ti ricordi, facevamo quell'insieme, quelle immagini astratte di cerchi e rettangoli, io mi divertivo per ore finché poi non è diventato anche quello troppo noioso, poi mi sono spinto oltre. Verso questo periodo poi ho iniziato anche, io sono un grande cinefilo, mi piace, guardo un sacco di film, ho guardato un sacco di film e ho scoperto che secondo me gli hacker erano una cosa fichissima, cioè proprio erano la cosa più cool che potesse esistere al mondo, essere un hacker, addirittura più figo di un supereroe. Per me erano gli eroi nella mia testa. Non so se è presente il film Hackers con Cold Zero o War Games, per esempio, che tra l'altro erano già vecchi per la mia era, quella specie di vintage sci-fi dell'epoca. Mi fa morire vedere come funzionavano le cose, mi piace un casino. Per esempio mi ricordo tantissimo questa cosa reale, tra l'altro, che si poteva fare negli anni 90, credo, giù di lì, per cui tu prendevi le carte delle gomme da masticare, le piegavi, ci soffiavi dentro con la linea del telefono e in pratica potevi avere chiamate illimitate, e io all'epoca ero affascinato da questa cosa, come poteva una carta di gomma da masticare hackerare un sistema informatico. Cioè, poi mi sono informato soprattutto con l'internet nel tempo recente, ho scoperto che in verità come funzionano le linee del telefono? Le linee del telefono funzionano sulle frequenze audio e erano regolate perché per quella specifica frequenza fosse associato un segnale che cambiava, non lo so bene, comunque ti dava accesso alla linea illimitata, e quindi c'era una spiegazione ed era plausibile. Questa cosa per me era spettacolare, mi sono appassionato tantissimo, e quindi per me gli hacker erano il livello ultimo da raggiungere. E ti dirò ancora di più, c'è stato ancora un momento ancora più significativo secondo me, e questo è stato in terza media, quando si comincia a decidere cosa fare alle superiori, e mi ricordo la mia professoressa di disegno tecnico, la professoressa Bottacin, che saluto se ci vedrà mai, chiese: ragazzi, ma voi cosa volete che lavoro volete fare? E io ho alzato la mano e le ho chiesto: ma deve essere legale? Perché in verità l'hacker non è per forza legale, c'è tutto il discorso degli hacker etico eccetera. E ho alzato la mano e fa: deve essere legale. E allora la professoressa si è un po' spaventata, mi fa: ma come, cosa vuoi fare? Allora poi l'ho raccontato e niente, da quel giorno ho avuto in testa la fissa di diventare un hacker, e da lì poi ho scelto la scuola migliore in Italia. No, scherzo, non è la scuola migliore in Italia, beh, forse lo è, per me sicuramente lo è stato, che è lo Zuccante di Mestre, con la R, Mestre, che per me è stata non solo una scuola molto tecnica che mi ha insegnato molto dal punto di vista dell'informatica, matematica, elettronica, tutta quella parte scientifica che mi ha creato ancora più passione per le scienze in generale. Mi ricordo che chimica, fisica per me erano delle materie fichissime, sono ancora delle materie stupende che vorrei approfondire sempre. Forse ancora di più quello che mi è stato insegnato è l'attitudine verso le cose nuove, l'attitudine di scoprire, imparare. Il professor Fagarazzi di Venezia, uno dei miei idoli più indiscussi, che quando lui proprio quando spiegava si infogava, cominciava a urlare perché aveva proprio la passione di spiegare, e quando si girava ci chiedeva: hai capito? E magari ti testava un pochino, se tu non avevi effettivamente capito si incazzava a morte, ma non perché non avessi capito, perché non gli avevi chiesto: ma spiegami ancora, fammi capire. E questa sua attitudine per me è stata illuminante. Poi vabbè, non vorrei fare altri nomi, ma
professor Callegarin, genio indiscusso dell'informatica, che mi ha introdotto a C, mi ha introdotto a con lui abbiamo fatto robotica, per esempio, che secondo me è stata un'attività molto interessante. Anche adesso ho la passione per la robotica grazie proprio a Callegarin, a quel professor lì. Siamo arrivati addirittura ai mondiali di robotica, siamo andati in Messico in quarta superiore e lì secondo me siamo stati un po' fortunati. Abbiamo avuto una botta di culo, c'è stata un po' come dire una convergenza delle stelle, però vabbè, ci siamo arrivati, ci siamo divertiti, è stata un'esperienza splendida secondo me, che mi ha comunque formato molto tutti i 5 anni delle superiori, e dal punto di vista anche tecnico secondo me lo Zucante è stato veramente, veramente una scuola splendida. Comunque quando poi sono uscito, se ti ricordi, noi abbiamo iniziato a lavorare assieme, io ero appena uscito dalle superiori e comunque avevo sufficienti conoscenze per lavorare nel mondo dell'informatica, fermo restando che è il mondo dell'informatica dell'Interland Veneto, quindi è molto diverso da quello che si trova poi magari a Google, per esempio. E poi, se non ricordo male, tu hai iniziato a lavorare prima di fare università, perché dopo tu ti sei staccato dall'Italia e sei andato in Germania. Non proprio. Allora lì, quando noi ci siamo conosciuti, avevo appena finito le superiori e ho iniziato a lavorare perché comunque non mi trovavo in una situazione economica molto favorevole, diciamo, e quindi non avrei comunque potuto permettermi gli studi all'università. Ho iniziato a lavorare subito. Mentre poi lavoravo full time, forse tu te ne eri già andato all'epoca, ho iniziato a fare la triennale a Venezia da studente part-time. Ho fatto la triennale semplicemente presentandomi all'esame, improvvisando un pochino, anche forte delle conoscenze che avevo acquisito allo Zucante. Devo dire che mi è stato, come dire, avendo una base molto solida, mi è stato per un buon terzo, forse una metà degli esami, mi è stato praticamente facile passare, il resto l'ho studiato, insomma, in ogni caso ne sono uscito abbastanza bene. Poi finita quella mi sono reso conto, ormai erano passati 3 anni, nel frattempo mio papà è morto, un po' di cambiamenti a casa, un po' di cambiamenti mi avevano fatto capire quanto comunque il mondo dell'informatica nel Veneto, in Italia in generale, fosse molto limitante per me. Mi rendevo conto che per quanto potessi divertirmi, per quanto gli ambienti di lavoro fossero degli ambienti splendidi, persone stupende con cui lavorare, era limitante fare siti, fare quelle piccole cose che si facevano. Mi rendevo conto che ero un po' in gabbia, mi sentivo, e quindi dall'oggi al domani ho detto, boh, basta, io parto, me ne vado all'estero. E quindi poi nel 2018 sono andato a Monaco, anche un po' a caso, devo dire. La mia attitudine è cambiata molto anche da quando ero molto più giovane. Prima ero molto più no, neanche razionale, continuo ad essere molto razionale, però adesso prendo tutte le occasioni come vengono, qualsiasi occasione che mi viene offerta la prendo, e questo è un pochino quello che forse direi al me stesso delle superiori, se potessi, è quello di prendere più occasioni, o comunque essere meno pigro quasi, perché per esempio c'erano, non lo so, gli esami di inglese, quelli extrascolastici che potevi fare, o magari gli altri corsi di informatica extrascolastici che all'università sarebbero stati molto utili, che mi avrebbero dato molto valore, e che non ho fatto per via della pigrizia. Prendere sempre l'opportunità, questa cosa l'ho imparata un po' tardino, devo dire, però tutto sommato meglio tardi che mai, no? E poi lì mi sono trasferito a Monaco nel 2018 e lì è stata un po' una rivelazione, nel senso che quando vai all'estero tutto cambia. Ti rendi conto di quanto fino a quel momento avessi creduto di aver conosciuto tutto il mondo, quello che stava attorno a te era il tuo mondo, e credevi che quello fosse tutto il mondo, e poi ti rendi conto che in verità non hai visto neanche la punta dell'iceberg, non hai visto niente, non sai niente, non sai nessuno. Ero sempre stato il più sveglio nella classe, uno dei più svegli, quindi era bello, no? A me non mi piace essere il più sveglio nella stanza. Poi vai all'estero e scopri che sei una merda, scopri che non sei nessuno, che sei anche sotto la media, magari che sei solo mediocre, quindi all'inizio è un po' un duro colpo, devo dire. È un duro colpo, però è anche vero che dipende come lo affronti un pochino. Io l'ho affrontato sempre con... dopo qualche mese ho iniziato ad affrontarlo con, ok, magari non sono il migliore, però magari voglio lavorare per diventare il migliore, posso migliorare, posso continuare a lavorare, ed è quello che ancora adesso sto tentando di fare anche qui a Google. Adesso mi sento l'ultimo arrivato, mi sento di non avere nessuna conoscenza, credo che tutti quelli intorno a me sappiano
molto di più siano dei geni. Poi magari sono anche molto contento che Google sia molto più umana di come la immaginavo prima. Per esempio, nel mio immaginario, io non mi sono candidato a Google, sono arrivato un po' per caso, poi adesso ne arriviamo, però nel mio immaginario fino a qualche anno fa per me Google era un obiettivo troppo distante, non mi sentivo pronto, non mi sentivo abbastanza bravo, e credevo che tutti quelli che lavorano in Google sono stati assunti a Google fossero dei geni assoluti, che comunque avessero fatto Olimpiadi di informatica, gare, eccetera, che fossero il meglio del meglio. E con questo ne derivasse anche il fatto che magari fossero persone un po' più, sai, quando fai parte del meglio, persone un po' più, non so come dire, distanti, fredde, un po' più rigide, quello che ne deriva anche, uso un termine molto veneto, cagoni un pochino, no? E invece poi entri in Google e scopri che sono tutti super rilassati, vai a giocare, fai le cose, il calcetto, le oche, il ping pong, e sono tutti ragazzini come te, non tutti, ma quelli che comunque quando vieni assunto, magari con te vengono assunti altre 100, 150, 200 persone, sono tutti ragazzini come te che non hanno, ragazzini, adesso io ragazzino non più neanche tanto, ma insomma, gente che non ha il minima idea di dove sia, cosa stia facendo nel mondo, che sta cercando ancora di capire cosa fare, ed è bello perché rende un po' più umano, un po' più, come dire, al tuo livello anche un'azienda grande come Google, che comunque per me era sempre stata l'obiettivo ultimo, comunque uno degli obiettivi più grossi per quanto riguarda quantomeno la carriera nel mondo informatico. Questa casualità che ti ha portato a Google, quindi cos'è stato? Lì a Monaco ho fatto quella che in Italia chiamiamo la magistrale, i 2 anni successivi. Quindi ho studiato lì, ho anche lavorato per questa piccola azienda, piccola, una startup, diciamo piccola per gli standard tedeschi, dove mi sono divertito tantissimo, ho conosciuto un sacco di persone, ho conosciuto il mondo lavorativo all'estero, mi ha completamente cambiato il modo di approcciare al lavoro. Avevo appena finito gli studi, effettivamente non mi sentivo ancora pronto per una grossa azienda come Amazon, per esempio, come Google o Facebook o Apple, quello che sia, e non mi ero mai candidato. In verità stavo anche molto bene nell'azienda in cui stavo. Apro LinkedIn proprio per caso e tra i 200 recruiter che scrivono che lavorano nel mondo IT ce n'era uno di Amazon, di AWS. La mia domanda principale che mi faccio è: cos'è il peggio che può accadere? Il peggio che può accadere è mi dicono di no, e detto provo. E niente, viene fuori che mi prendono ad Amazon, e fatalità in quello stesso, in quel periodo mi scrive il mio migliore amico, con cui mio migliore amico, che ci siamo conosciuti di nuovo allo Zuccante, quindi non è un caso che lo Zuccante sia stato per noi la scuola di vita, e lui era rimasto in Italia nel frattempo che io avevo studiato la magistrale, eccetera. Mi scrive e mi fa: oh, sai che anch'io, che sono stato assunto ad Amazon, mi hanno fatto un'offerta, non so se andare o no. E io scrivo: ma come, anche a me mi hanno fatto un'offerta, andiamo. E quindi c'è sempre stata un po' di sana competizione tra noi due, devo dire, ma proprio sana, sono veramente contento di questa cosa. Quindi io ho accettato l'offerta e anche lui ha accettato l'offerta, e ci siamo spostati ad Amazon. Io tra l'altro mi sono spostato da Monaco ad Aquisgrana perché Amazon a Monaco non aveva posizioni aperte, e niente, mi sposto ad Aquisgrana e mi inizio a lavorare per Amazon. Anche lì devo dire è stato quasi tutto bellissimo, a parte la città, ma nel mondo lavorativo, colleghi, manager, tecnologie, tutto stupendo. 6 mesi dopo circa, sempre il mio migliore amico mi fa: oh, sai che ho un colloquio con Google? Perché lui è a Dublino, tra l'altro era a Dublino, e quindi io, forte di questa nostra competizione, non potevo essere da meno. In verità mi sono candidato io, ma due giorni dopo mi contatta un recruiter su LinkedIn, quindi in ogni caso ci sarei arrivato in ogni modo. Faccio anch'io sti colloqui per Google, tanto cosa ho da perdere, sono in Amazon, e fuori che mi prendono a Google a Zurigo, ed eccomi qua. Ho accettato, anche perché appunto Aquisgrana non era proprio la città più bella in cui vivere. Ci saremmo comunque spostati o di nuovo a Monaco, in un'altra città eventualmente ben presto, e Google era solamente un plus al fatto che ci saremmo spostati, e niente, eccomi qua. Cioè, una cosa super divertente secondo me è sempre che il mondo è piccolissimo. Cioè, tu tra l'altro lo pensi mega gigante, e poi alla fine sono quelle relazioni che ti aiutano anche fuori dal proprio paese, no? Rimango sempre super esterrefatto anche del tuo racconto. Una mia grande curiosità: come è andato il colloquio per Google o dentro Google? Non so come l'hai fatto, se in remoto o se sei andato là fisicamente. Sia per Google che per Amazon, devo dire che uno dei motivi per fare colloqui a Google o ad Amazon qualche anno fa, pre-pandemia, era anche solamente il fatto di
passare le prime prove e farsi pagare il viaggio magari a, non lo so, a Seattle, a Mountain View o dove dovesse essere. All'inizio erano anche fino a 10 colloqui, poi sono stati tagliati a 5 perché si era visto che alla fine chi passava i primi 5 passava comunque anche i successivi 5, quindi non valeva, era uno spreco di tempo e risorse per tutti. Però comunque all'inizio dovevi fare un colloquio che era uno screening telefonico, essenzialmente una chiamata al telefono. Se passavi quello venivi convocato in sede, valeva la pena farlo anche solo per farsi un viaggio quasi gratis, diciamo. Con l'arrivo della pandemia purtroppo si sono convertiti al remoto, e quindi per me è stato essenzialmente una serie di videochiamate con schermo condiviso e codice, o magari semplicemente quando si trattava di quei colloqui relativi al comportamento, eccetera, semplicemente una chiamata come la nostra, un po' così informale. Devo dire che già a livello dei colloqui avevo capito che comunque l'ambiente Google sarebbe stato molto più al mio livello dal punto di vista personale, perché con tutte le persone che ho parlato, con tutte le persone che mi hanno fatto i colloqui, erano tutti ragazzini più o meno giovani, molto alla mano, molto rilassati. I primi 10 minuti ci facevamo la nostra ciaccola, parlavamo dove eri, cosa facevi, di qua e di là, e quindi ti mettono anche a tuo agio, non ti senti sotto pressione, non ti senti esaminato, e anche mentre magari ti propongono il problema, una delle cose chiave, se per caso qualcuno vuole fare colloqui con Google, che ti dicono sempre è: parla ad alta voce, cerca di discutere come se stessi parlando col tuo collega, cercando di risolvere il problema assieme a lui, non per lui o sotto esame, non è un esame universitario. E devo dire che io l'ho trovata una cosa stupenda per me. Loro addirittura mi aiutavano, io gli facevo domande, chiedevo chiarimenti, loro mi facevano domande, quindi era una cosa molto interattiva, molto, molto allo stesso livello. Ma quindi hai fatto 5 colloqui, giusto? Se non ho capito male. Se sei già assunto da una FANG, da una delle 5, Google, Amazon, Microsoft, Apple, eccetera, eccetera, salti uno dei colloqui, quindi sei già in pole position, quindi solo 4, di cui uno è comportamentale, quindi come ti comporteresti se hai uno screzio col tuo manager o con il tuo collega, come ti comporteresti se il cliente ti fa proposte inappropriate, o comunque troppo difficili, o comunque che non hanno senso, tutte queste cose, un po' di comportamento, di ragionamento generale, quindi 3 tecniche e una chiacchiera, insomma. No, questo è super interessante perché, ad esempio, dall'esperienza, quella che vedo io, ad esempio, più locale, nostrana, molto spesso ci si limita sulla pura conoscenza tecnica, però la parte comportamentale in verità è probabilmente il 80-90% di Allora, importanza poi in un lavoro. su questa cosa devo dire che c'è una cosa ancora più figa qui a Google. C'è la prima parte, che sono questi colloqui tecnici che servono solamente a settare il tuo livello. Passi, ti viene assegnato un livello e magari anche un'offerta economica e tutto quello che ne deriva, ma non ti viene assegnato un team, non sai con chi andrai a lavorare. Quello che succede successivamente si chiama team matching, essenzialmente è un po' Tinder per i team. Ti vengono proposti alcuni team di cui magari hanno visto il tuo profilo, possono essere interessati, e fai una chiamata di normalmente mezz'ora con il manager del team o comunque una persona che lavora nel team. A seguito della chiamata tu scrivi al recruiter e il team scrive al tuo recruiter se ti è piaciuto il team, quindi se c'è, come dire, entrambi piacciono ad entrambi, allora c'è un match e quindi viene assegnato a quel team. E devo dire che ho fatto solo 2 di questi. Il primo è stato, comunque, era una persona piacevole, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, molto piacevole, però non ero convintissimo. Con il secondo, che è il manager del team in cui sono ora, dovevamo parlare mezz'ora, siamo stati in chiamata credo un'ora e mezza, perché abbiamo iniziato a parlare del più e del meno, delle attività che fanno, della vita all'interno del team. Abbiamo iniziato a parlare della nostra storia, di come ci piace vivere, di quello che facciamo, e quindi siamo rimasti in chiamata un'ora e mezza. Tempo 3 minuti, mando la mail al recruiter: io voglio entrare in questo team. La sua risposta è stata: il manager ti ha già accettato, e quindi eccomi, sono qua. Adesso da quant'è che sei in Google? Da quanti mesi? 3 mesi, ho iniziato a settembre. Hai iniziato a capire anche un pochino quelli che sono magari i valori che ti circondano, no? Di questo brand che per tutti immagino che è gigantesco. Poi sarà anche stranissimo, tra l'altro, di lavorare dentro Google, che è una delle aziende più conosciute al mondo. Sto cercando di inquadrare un pochino
dove sto io e dove stanno i valori di Google, perché ovviamente come sempre c'è una pagina che presenta i valori, quello che facciamo in Google, quello che la visione un pochino, però c'è anche poi l'aspetto della percezione che ho avuto, che magari anche tu hai, o magari le persone in generale hanno del mondo esterno, delle grandi corporation che raccolgono i tuoi dati, che sono il male, che vendono i tuoi dati. Quindi sto cercando di capire, ovviamente nel mondo reale non è tutto bianco o nero, la realtà è sempre nel mezzo. Mi sento molto più in linea con i valori che trovo qui a Google adesso rispetto a quelli che trovavo prima ad Amazon, per esempio. Se pensi anche solo al motto di Google, essenzialmente tradotto e farlo in breve, è di organizzare e portare le informazioni a tutti nel mondo. Questa cosa sembra anche un po' banale, sembra stupida, però se ci pensi, l'informazione è la cosa che ti permette di fare qualsiasi cosa, di vivere, di studiare. Pensa anche solamente, non lo so, pensa a Wikipedia adesso, trovare un'informazione su Wikipedia, se non ci fosse stato Google, se non ci fosse Wikipedia, trovare una news, trovare un articolo, o pensa addirittura a mappe. Mi è capitato quest'estate, adesso sembra che stia vendendo Google, però diciamo che ci ho riflettuto abbastanza. Mi è capitato quest'estate di fare un viaggio a Tel Aviv dove non avevo il roaming, e a quel punto mi sono ritrovato senza connettività per 10 giorni, e i primi 2 giorni non sapevo cosa fai senza mappe, con chi parli, cosa fai. Quindi mi è ritornata un po' in mente le scene di quando andavamo in vacanza. Io ero piccolino, quindi i miei genitori con la cartina di fisica e pianificare il viaggio, e quindi forse non ci rendiamo neanche conto di quanto abbia semplificato la vita. E per me questo valore di migliorare la vita, di creare qualcosa che possa migliorare la vita agli altri, è molto importante, è una cosa su cui mi ritrovo, e spero che Google stia facendo un buon lavoro sotto questa direzione. Credo che ci stia provando, quantomeno facendo degli errori. Non sarà perfetto, ma credo ci stiano provando. Sai cosa? È incredibile secondo me quanto siamo abituati ad utilizzare questi strumenti e poi li dai tutti per scontati, ma non è scontato che ti portano, non so, che c'è un'app che ti porta dal punto A al punto B e tu non conosci la strada e ci arrivi, o che trovi qualsiasi tipo di informazione, no? È incredibile secondo me questo concetto del poter avere tutto in un telefono, tutto lo scibile umano. È scontato, ma è incredibile. È incredibile, e certe volte credo che forse non ne prendiamo veramente, non ne traiamo abbastanza vantaggio da questa cosa. Se pensi a quanto materiale potresti, per esempio, studiare di anche argomenti. Certo. Immagino tu fai il fotografo, sei appassionato di foto e video, quindi dall'internet guardi, ti informi, scopri, però magari anche di altri argomenti, la marea di informazioni che ci sono e che non riusciamo, ma anche fisicamente non riusciamo poi ad assorbire in quanto persone, perché non abbiamo il tempo materiale. E avere qualcosa che lo organizza per te, che ti aiuta a trovarlo, che ti semplifica la vita, secondo me è fondamentale. Poi tra l'altro devo dire che fanno anche un sacco di iniziative per portare poi magari internet, portare l'istruzione, portare la comunicazione nelle zone un po' più magari un po' povere, un po' disagiate. Quindi il progetto Android, uno dei progetti Android, è essenzialmente, sembra di nuovo che stia vendendo Google, però diciamo che è una cosa di cui sono rimasto molto, molto colpito, è creare dispositivi a un costo bassissimo, da tipo $20, $30, per quelle popolazioni che magari sono un po' più in difficoltà e che comunque magari, potendo accedere ad internet, potendo accedere all'informazione, rende la loro vita migliore. Tornando un attimino al nostro discorso, ma tipo ad esempio, un'altra mia curiosità, orari di lavoro esistono lì o si ragiona più per obiettivi, no? Dato che c'è anche un po' questa diatriba che si è un po' aperta recentemente. Non voglio focalizzarmi troppo su Google, secondo me. Allora, in generale il mondo IT è molto più flessibile, secondo me, rispetto ad altri ambienti lavorativi. Pensa anche solamente, non lo so, qualcuno che è un venditore, per esempio. È ovvio che non può avere orari flessibili perché deve essere disponibile al cliente. Quindi noi che lavoriamo nel mondo IT, anche tu immagino, siamo già avvantaggiati dalle caratteristiche del nostro lavoro. Però devo dire che comunque anche in generale all'estero, quando ero in Germania, in tutte le aziende in cui ho lavorato, non ho mai veramente trovato orari lavorativi, nel senso che l'importante è che tu porti a casa il risultato, che completi i tuoi obiettivi. È chiaro che se hai dei meeting, che se hai delle riunioni, se devi parlare, devi discutere con qualcuno, è ovvio che, soprattutto nel mio caso in cui voglio essere in ufficio, tu debba essere in ufficio. Però al di fuori di quello non ho mai veramente trovato orari lavorativi.
io sono una persona molto mattutina, quindi mi sveglio alle 5:30, 6, vado a suonare la batteria. Qui a Google abbiamo una stanza dove ci sono un sacco di strumenti musicali, quindi ho iniziato a suonare la batteria, e anche qui una cosa bellissima di Google che ti permette di crescere, perché essenzialmente ci sono un sacco di corsi di attività fisiche, corsi istruttivi, corsi di lingue pagati, di strumenti musicali. Qualsiasi corso che sia relativo al tuo lavoro ti viene pagato anche se è all'esterno, e se non è relativo al tuo lavoro ma comunque comporta una crescita personale, te ne pagano almeno un terzo. Per esempio, vuoi farti la patente, Google te ne paga un terzo; vuoi imparare a sciare, Google te ne paga un terzo. Questa cosa della spinta a crescere è un altro valore che trovo splendido, anzi forse l'unico motivo per cui mi trovo a Google è che lo credo sia un posto dove posso crescere come persona, dove posso imparare. E quindi sì, mi sveglio la mattina alle 6, vado a suonare la batteria, faccio un po' di casino, poi vado in palestra, perché qui a Google abbiamo le palestre, e poi inizia la mia giornata, colazione con uno dei miei migliori amici qui a Google, insieme mezz'oretta lì a ciaccolare. Finita quella ci si trova col team, si fa una chiacchieratina così, e poi si parte a lavorare rilassati verso le 10, si comincia un pochino, e poi la mia giornata è abbastanza regolare, devo dire, a me piace essere regolare, quindi poi pranzo, lavoro un altro po' e per 5 sono fuori, anche prima, dipende. Però per esempio ci sono colleghi che arrivano all'ora di pranzo e lavorano qualche ora, poi magari vanno a prendere i figli, tornano, se ne vanno a fare delle attività sportive, tornano, fanno cena e poi lavorano qualche altra ora. Quindi non c'è assolutamente nessun orario, nessuno ti obbliga ad essere qui, nessun minimo, nessun massimo. L'importante è che tu porti a casa gli obiettivi che sono da portare a casa, e questo permette, come dire, un equilibrio vita-lavoro essenzialmente. Soprattutto, vabbè, io adesso sono a batteria, vado in palestra, faccio le mie robe, però magari una persona che ha una famiglia, che ha dei bambini, deve portarli in giro di qua e di là, questa cosa li aiuta moltissimo. Poi qui a Google pranzo, cena, colazione, pranzo, cena sono pagati, ci sono 3 cantine, c'è cibo a buffet, c'è cibo illimitato nelle cucine, quindi anche quello aiuta, però orari lavorativi assolutamente nessuno. Dal punto di vista, diciamo, lavorativo, ognuno ha la sua strategia per portare a casa, diciamo, questi obiettivi. Quindi non so, ad esempio, tu utilizzi una tecnica e il tuo collega ne utilizza un'altra, o bene o male invece lì c'è un po' una vista d'insieme per coordinare un pochino il gruppo, che immagino che sia grande, dove lavori. Per quanto riguarda poi il lavoro singolo, il mio, come raggiungere i miei obiettivi e come organizzarmi il lavoro, non ho mai avuto nessuna direttiva da nessuno. A me piace ottimizzare il lavoro, non mi piace, credo che sia inutile il concetto delle 8 ore lavorative, la trovo una cagata pazzesca, come direbbe il buon. Per me è importante, fondamentale avere le mie 4 ore di lavoro concentrato, e poi me ne vado anche a casa. Certi giorni lavoro 4 ore perché so che ho fatto il mio, e per raggiungere questi obiettivi non so se conosci la tecnica del pomodoro: 25 minuti, 5 minuti di pausa, 25, 5 per 4 volte, poi una pausa più lunga, e faccio le mie 4 ore così, anche meno di solito, e devo dire che da quando ho iniziato a fare questa cosa la mia produttività è decisamente migliorata. Questa è una domanda un po' superficiale, ma che mi aiuta sempre, no? Tipo, io odio totale ricevere delle chiamate mentre sto facendo delle altre cose. Per esempio, le mail cerco di leggere alla mattina e a mezzogiorno, e poi quando riparto, insomma, cerco di spezzettare quei momenti lì, se no non faccio niente durante la mia giornata. Tu, ad esempio, hai una preferenza, non so, tipo, immagino che avrai chat, videochiamate, messaggi. Come funziona lì? Qual è lo strumento che trovi per te più efficace? Diciamo che sono sempre stato, fin da quando ho iniziato a lavorare, sono sempre stato abbastanza curioso dal come ottimizzare il proprio lavoro, quali siano le tecniche migliori. Mi sono un po' letto qualche libro, qualcosina, ma anzi, in verità la maggior parte ne ho parlato con colleghi. Diciamo che quello che faccio io è essenzialmente, durante quei 25 minuti di pomodoro, chiudo tutto, chiudo il telefono, Ok. chiudo le mail, qualsiasi cosa. In quei 25 minuti io ho di fronte a me solo il documento che sto scrivendo, il codice che sto scrivendo, i test che sto scrivendo, e non c'è altro, non c'è nessun altro. Ho anche le cuffie, e tra l'altro io uso, vabbè, questo sembra, a chi lo dico di sotto mi prendono per pazzo. Ho un'app che essenzialmente durante questi 25 minuti ti mette nelle orecchie un metronomo, quindi fa tic 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 Ok. per 25 minuti, e io lo trovo spettacolare, mi dà una concentrazione assurda, e quindi per me in quei 25 minuti c'è solo quello.
Poi nei 5 minuti di pausa o nei 25 minuti di pausa un po' più lunga che ho ogni 4 sessioni, controllo le mail, leggo i messaggi, cazzeggio, guardo Instagram, mi rilasso completamente. Però durante quei 25 minuti non ci sono chiamate, non ci sono messaggi, non c'è niente. Ed è forse questo quello che mi permette di raggiungere un po' più di produttività rispetto a avere le tab aperte, vedere il messaggio, interrompere la chiamata e quant'altro. Poi tra le altre cose non so se conosci la tecnica della zero inbox, che non ho la mia nella mail ho Zero. nessuna email, a parte le email che devo ancora guardare, che quindi è un po' il mio backlog, e quindi una mail che mi arriva o va fatta subito o non è interessante, la cancello, oppure va a finire in una etichetta che però non mi serve. Quindi la mia inbox è essenzialmente la lista dei to-do. E anche questa cosa mi aiuta molto, anche dal punto di vista mentale, vedere l'inbox vuota, vedere che non ho niente da fare, che ho fatto il mio a fine giornata è veramente molto bello. Bello è un ottimo termine. Ma quindi quello che un pochino mi porta a casa è che hai raggiunto un equilibrio anche dal punto di vista lavoro, passioni, vita, sicuramente giornate intense, e qua no, immagino che non ci sia nessun dubbio, però riesci a tenere comunque un equilibrio tra le tue passioni, quello che diciamo tieni fuori lavoro e quello dentro lavoro. Cioè se mi racconti diciamo di 4 ore di lavoro più diciamo la parte iniziale con i colleghi e un pochino diciamo di meeting in mezzo, comunque la giornata è super ottimizzata. In generale, Google mi permette di fare tutte le attività, mantenere tutte le mie passioni, come ti dicevo prima, suonare la batteria, allenarmi, ho iniziato a giocare a squash qui, ho iniziato lo spinning, i corsi di questo e quello, e quindi lavorando anche solamente 4 ore, è chiaro che hai molto più tempo per tutte queste altre attività. Vabbè, adesso dico 4 ore, però 4 ore concentrate poi tra meeting, chiamate, Certo. mail, eccetera, arrivi a 6-7, però comunque c'è molta più flessibilità, magari durante la pausa pranzo vai a farti una corsa, sei lì di fare quello che vuoi. L'altro lato della medaglia, secondo me, è che è tutto perfetto se il tuo mondo è all'interno di Google, perché vieni completamente assorbito all'interno di Google. Io spendo anche 10-12 ore qui in campus perché ho tutto quello che mi serve, faccio tutto all'interno di Google, i miei colleghi, i miei amici sono all'interno di Google, e quindi poi, per esempio, all'inizio, soprattutto il primo mese, quando era tutto nuovo, tutto divertente, un pochino la mia ragazza per esempio non mi vedeva più, ero completamente assorbito da Google, quindi tutto quello che è vita, equilibrio vita-lavoro all'esterno di Google va un pochino a perdersi. Tu vai essenzialmente a crearti questo neanche tanto mini, perché insomma alla fine Google ha, mi pare, 70.000 impiegati in tutto il mondo, però comunque questo mondo isolato dal resto del mondo, e vai a vivere all'interno di questo mondo che è bellissimo, però è chiaro che ogni tanto bisogna anche uscirne, e quindi è piacevole, c'è un equilibrio. Dall'altro lato è difficile tenere l'equilibrio col mondo all'esterno di Google, che per carità non è impossibile, perché per esempio le persone un po' più magari che hanno famiglia, che hanno bambini, loro essenzialmente cosa fanno? Non fanno alcuna attività ricreativa, per dire, all'interno di Google, arrivano alle 9, fanno le loro 6 ore, 8 ore, e appena non staccano, spariscono, se ne vanno e se ne tornano e se ne stanno con la famiglia. Bisogna un pochino rendersi conto di questa cosa. Non credevo fosse veramente, ne avevo sentito parlare di questa cosa, ma non credevo che fosse così, non lo so, che ti assorbisse così tanto. No, no, certo, sicuramente sì, hai questi pro e contro, probabilmente è anche così una realtà interessante che fai anche fatica ad allontanartene, perlomeno nei primi momenti, perché dirai, non so, lì trovi così tanti stimoli che magari fuori fai fatica a trovarli, e lì ce li hai tutti nello stesso posto, che è un vantaggio veramente incredibile. Quando vieni assunto, cosa funziona? Il primo mese vieni messo insieme a tutti gli altri che sono stati assunti più o meno nel tuo stesso periodo, e si formano questi piccoli gruppi a cui viene assegnato un progetto pilota, essenzialmente sviluppare un'applicazione, sviluppare un servizio usando gli strumenti di Google. E l'idea è che il progetto non serve a niente, può anche morire, puoi anche non consegnare una riga di codice, l'importante è che magari impari a usare tutti gli strumenti di Google, anche perché dal punto di vista tecnologico tutto quello che è all'interno di Google c'è una serie di strumenti che sono stati sviluppati da Google per Google, di cui il mondo esterno non è mai sentito parlare, e quindi
anche una persona che ha 10 anni di esperienza arriva a Google deve ripartire da zero essenzialmente. Quindi è proprio durante questo primo mese, proprio perché vieni unito magari a tutte queste persone che sono essenzialmente la tua stessa età più o meno, perché sono tutti stati assunti di recente, si creano anche gruppi di amici, essenzialmente come è successo a me. Gli amici con cui mi vedo più spesso sono quelli che ho conosciuto ai primi giorni, e quindi si crea questo gioco per cui anche loro sono presi da Google, da tutte le attività, dalla novità, dal cibo, dalle attività, no? E quindi andiamo a fare questo, andiamo a fare quello, andiamo a fare quell'altro, e tu non puoi non fare perché hai paura di restare indietro rispetto al gruppo. Si crea proprio questa dinamica che ti tira proprio dentro. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Qual è stata la cosa che ti ha impressionato di più in questi mesi? Chiaramente se può rivelare, adesso non so se avete segreti industriali, eccetera, però c'è un qualcosa che ti ha colpito veramente tanto su tutte le cose che hai visto? La cosa che mi ha colpito di più, e sembrerà impossibile, ma è la semplicità dei servizi che hanno. Nel senso, loro fanno Google, sono Google, no? Fanno Gmail, fanno mappe, eccetera, eppure tu poi arrivi nel tuo team, spacchetti tutti questi mega servizi che fanno tutte queste mega cose nel piccoli moduli, e scopri che ogni pacchettino, ogni binario è magari un binario a sé. Adesso uso una parola molto tecnica, quindi un eseguibile, un programmino a sé, che potresti scriverlo da solo magari, o comunque potresti mantenerlo da solo, magari un gruppo di 5 persone riesce a mantenerlo da solo molto facilmente. Quindi e anche il codice che c'è all'interno è pensato per essere semplice, per essere visto, mantenuto, scritto in modo molto molto semplice. Quindi devo dire che per un informatico, per una persona tecnica come me, questa cosa è bellissima. È bello avere del codice che è anche bello da vedersi, che è semplice, che capisci cosa è successo. Per carità, non è tutto così, ci sono magari io sono anche in una bolla fortunata, non lo so, magari altri team hanno dei mega file a 100 milioni di righe. Una semplicità assurda, devo dire. Non ti ho chiesto, tra l'altro, la cosa più importante. Qual è il tuo ruolo quindi dentro? Adesso mi hai fatto questo bellissimo preambolo, questo bellissimo racconto. Tra l'altro, un giorno spero che possa entrare, mi autoimbuco e vengo a salutare. Puoi venire quando vuoi. Per esempio, io porto la mia ragazza. Allora, al venerdì c'è una cosa che si chiama TGIF, Thank God It's Friday. Alle 5 suonano le campane, tutti gli altoparlanti di tutto l'ufficio cominciano a suonare Heidi, cantato in austriaco, e alle 5 ci si ritrova tutti nelle varie cucine, essenzialmente, e viene servito spritz, prosecco, vino, birra, salsicce, patatine, insomma si fa festa. Ogni venerdì ma spesso faccio entrare la mia ragazza, perché si possono portare ospiti senza nessuna restrizione. Essenzialmente una volta addirittura, più di qualche volta l'ho portata magari a fare un giro degli uffici, a vedere le sale riunioni, a vedere la sala ping pong, la sala calcetto, il biliardo, il simulatore di golf, e tutte quelle cose lì. Insomma è un po' un parco giochi anche durante il weekend. Per esempio, se vieni durante il weekend, spesso trovi, per esempio, le famiglie si portano i bambini. Per esempio c'è la sala Lego che ha una montagna di Lego, e i bambini lì è il paradiso per loro. Quindi ci sono spesso famiglie intere che vengono qui durante il fine settimana, magari fanno giocare i bambini in uno spazio magari anche un po' più aperto. Qual era la domanda? Se puoi venire, sì, certo. Esatto, aspettavo questa risposta. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è, quindi qual è il tuo ruolo all'interno di questo team qua? Immagino sempre legato allo sviluppo dell'informatica, ma qua non vorrei appunto più o meno se riesci a dirmi che cosa fai, e in modo che sia comprensibile anche per me, chiaramente. Io lavoro per quello che si chiama Google Shopping. Non so se ti è mai capitato di cercare qualcosa, c'è la tab shopping in Google. Devo dire che qui in Europa, per via lì in Europa, perché io sono in Svizzera adesso, per via di alcune restrizioni dell'Unione Europea, alcune feature, alcune potenzialità sono un po' limitate in Europa. Se vai negli Stati Uniti diciamo che ha più mercato, avendo più funzionalità, però l'idea è che tu hai mai trovato, non lo so, della droga, delle armi o della pornografia lì? No, spero. E se lo trovi è perché ho fatto un cattivo lavoro.
Ok, quindi c'è una sorta di filtro che diciamo, ma manuale no? Immagino che ci sia un programma No, dietro, non sei te esatto, che non sono io che guardo una alla volta le offerte, ma abbiamo dei servizi che, secondo alcune logiche, secondo magari anche dei modelli di machine learning, di intelligenza artificiale, adesso uso paroloni, vabbè, tentano di scoprire se sono, non lo so, armi, droga, pornografia e quant'altro.